Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. Operazione dei carabinieri contro un'organizzazione di 13 persone ritenute responsabili di diversi episodi di estorsione all'interno del cimitero di Pozzallo, oltre che di detenzione e spaccio di importanti quantitativi di droga. Un cittadino di nazionalità straniera è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Messina poiché trovato in possesso di circa 1,5 kg di hashish nascosti all'interno di una valigia su un traghetto per Messina. I carabinieri della compagnia di Carini nel Palermitano hanno arrestato un 23enne accusato di lesioni personali. Il giovane ha aggredito un infermiere in servizio alla guardia medica con un pugno sul volto. Nonostante sia la terra più irradiata dal sole nel bacino mediterraneo e sia anche fortemente ventosa, la Sicilia è soltanto decima fra le regioni italiane sul tema rinnovabili, è quanto emerge dai dati sull'osservatorio economico di Unioncamere Sicilia. Chiudiamo con il calcio. Cristiano Lucarelli è ufficialmente il nuovo allenatore del Catania. Il tecnico livornese ha firmato un triennale fino al 30 giugno 2026. Esordio nel prossimo turno contro la Turris. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguiti e arrivederci.